17 maggio 2025, siamo in piazza Città di Lombardia, sotto la sede della Regione Lombardia, dove si svolge la seconda edizione del Festival del Made in Lombardia. Qui con noi abbiamo Giovanni Brocca che insieme a Regione Lombardia, insieme a Unioncamere, con la sua società, con la società che ha fondato Eccellenza Italiana, ha organizzato e organizza questo e altri eventi. Buongiorno, intanto e grazie. Buongiorno. Giovanni. Grazie a voi. Cosa si propone di fare la tua società? È una società tutta di giovani, ho visto che è molto versata nel digitale, che si occupa di, forse credo quello di cui ci occupiamo stamattina. Esatto, Eccellenza Italiana si occupa di promuovere quelli che sono tutti i lavori e i prodotti del Made in Italy, lo fa coinvolgendo i giovani e avvicinando soprattutto le istituzioni e le aziende d'eccellenza ai giovani per fargli riscoprire quelli che sono le eccellenze italiane, che sono poi viste e insomma sono famose in tutto il mondo e di cui insomma noi ci vantiamo. E grazie a questi eventi che noi organizziamo e soprattutto alla comunicazione che facciamo sui nostri canali riusciamo a coinvolgere i giovani in queste attività e farli rendere partecipi della bellezza del nostro paese e delle nostre aziende. Ricordiamo intanto il sito allora di Eccellenza Italiana, che ci potete trovare sia su tutti i social, in particolare su Instagram, e anche sul nostro sito eccellenza-italiana.com. Bene. Cosa manca per spingere ulteriormente quello che tutti reputerebbero già qualcosa di famoso, di importante? Insomma, di cosa ha bisogno l'artigianato in Italia? L'artigianato ha bisogno... Visto che teoricamente lo conoscono tutti, no? Siamo tutti famosi nel mondo per gli artigiani italiani. Serve un ricambio generazionale, per cui giovani che si interessino a questi lavori, e serve anche più consapevolezza che l'artigianato porta qualità, l'artigiano porta innovazione e porta insomma prodotti che poi in tutto il mondo insomma ci ammirano e vengono considerati un'eccellenza, ecco. Per cui promozione e ricambio generazionale. Qua sono tutti giovani in questa piazza della Città di Lombardia stamattina. Assolutamente. Vedo tutti artigiani giovanissimi. E infatti quello che noi facciamo è dare un palcoscenico a giovani artigiani e far vedere che l'artigianato è anche questo. Ricambio generazionale, nuovi artigiani, nuove modalità di comunicazione in cui loro si promuovono. Sono tutti artigiani che sono anche famosi sui social, molti di questi, per cui la realtà c'è, bisogna solo promuoverla in qualche modo. Ecco, che tipo di rapporto, ti lascio subito andare perché avrei tante cose da fare, ma ti dico un'ultima cosa, com'è il rapporto con le istituzioni, cioè regione, amministrazioni pubbliche, Unioncamere, commercio e via dicendo? Il rapporto con le istituzioni è molto buono, collaboriamo molto spesso sia con le regioni che con i comuni che con diciamo, le istituzioni del nostro paese e capiscono che comunque c'è bisogno che ci sia in qualche modo un'innovazione in questo settore e capiscono che quello che noi facciamo comunque ha valore. Grazie Giovanni, Eccellenza Italiana, buona giornata. Grazie a te. E giriamo un po' in questa piazza Città di Lombardia, una panoramica, seconda edizione del Festival del Made in Lombardia. Come vedete sono tutti stand di giovanissimi artigiani. Se dici pietra ollare, dici Lombardia. Voi sapete cos'è la pietra ollare? Se non lo sapete andate a cercare, poi ce lo faremo spiegare da questo giovane artigiano che da Valmalenco, nella Valtellina, è venuto qua. L'evento sta per iniziare l'evento e noi cominciamo a girellare. Se dici ombrelleria, dici Lombardia. Se dici sartoria, dici Lombardia. Insomma, se dici fatto a mano, dici Lombardia. Guardate che belli questi taglieri. E insomma, la cosa che colpisce, il colpo d'occhio, diciamo, è esattamente il fatto che qui, su iniziativa di Regione Lombardia dell'assessore Guido Guidesi, assessore allo sviluppo economico, agli affari economici, alla industria, insomma, e anche alla manifattura, all'artigianato di Regione Lombardia, abbiamo la possibilità di vedere dei giovanissimi artigiani. Giovanissimi artigiani che adesso io passo molto artigianalmente il microfono, ve lo mettete vicino. Parlo così. Voi cosa fate, ragazzi? Noi produciamo delle candele in alluminio magnetiche ricaricabili con una struttura appunto, la facciamo vedere, esatto, attraverso un magnete il gioco più semplice, ricaricabile attraverso una coppa. Scusami, quindi, io già non ho capito niente. Ricaricabile attraverso una coppa. È composto da un corpo centrale e una ricarica. In
Uno quando consuma la candela non serve di comprare la struttura intera, basta semplicemente comprare la ricarica. Le candele sono magnetiche in modo tale che uno possa assemblarle a proprio piacimento e creare infinite composizioni. Quindi tu puoi creare le forme che ti pare. Esattamente, Sì. come quella che vede appunto in esposizione lì, che è una forma appunto assemblata. Diciamo che questo coniuga l'estetica e l'utilità con l'arte. Esattamente. E abbiamo creato 4 fragranze differenti, ispirate diciamo ai territori principalmente italiani. Sono cere di soia naturali, chiamate Barazza, Oasi Zegna, Uva Rara e Via Italia. Se vuole le faccio sentire le fragranze. Se Condividerle con i nostri ascoltatori. Purtroppo no, questa. Mi dicevi, scusa? Abbiamo un gadget per la lettura, Ilo. Questo è ancora un prototipo, però qualcuno mi legge questo. Abbiamo un segnalibro, che non è solo un segnalibro, non esce più. È un oggetto che migliora l'esperienza della lettura. Attraverso sempre il gioco del magnete ed una pila, noi possiamo decidere se avere luce calda, piegarlo su se stesso e inserire in una pagina di un libro. Per leggere di sera. Sì, e non disturbare. E per non disturbare nessuno. Esatto. Beh, bellissimo. Voi vi chiamate Effusione. Quindi possiamo trovarvi... Su Effusione abbiamo un nostro sito, un nostro e-commerce. Come vi chiamate voi? Alessia Bottini. Io e Simone Benzi. Bene, Alessia e Simone, allora io vi ringrazio. Grazie. Grazie mille. Su Radio Libertà. Perfetto. Poi vi mando il link. Grazie. Ok, perfetto, Buon grazie lavoro, mille. buona giornata. Buon lavoro anche a lei. Troppi le parti. Esatto, è la prima intervista che... Beh, Siamo molto... Non siamo non c'è niente da mettere a posto, è tutto spontaneo. Ok. Bellissima idea, grazie ragazzi. Grazie mille a lei. Abbiamo conosciuto 2 giovani imprenditori, adesso il design è fatto di tante cose, e l'oreficeria, stiamo proprio girando in tondo su tutti gli stand, la decorazione, il carattere è interessante, la liuteria, una nobile e antichissima arte che pochi forse sanno essere prettamente lombarda, questo senza dubbio. Dopodiché abbiamo questi bellissimi manufatti in legno. Questo è il gioco dei nonni. Il gioco dei nonni cosa significa? Significa percorso ludico, culturale di giochi in legno, tradizione popolare, scopo far conoscere ai bambini quali erano i giochi delle epoche passate. Infatti qui abbiamo dei bambini, una bambina che sta giocando a questi antichi giochi. Come vedete siamo proprio sotto la volta di Palazzo Città di Lombardia. Anche qui abbiamo gli antichi giochi. Questo è un altro settore importantissimo, la calzoleria. No, dopo cercheremo di approfondire, magari di chiacchierare con qualcuno di questi artigiani, quasi tutti giovani e giovanissimi. Qui siamo nel settore della porcellana. Vi faccio fare proprio una passeggiata insieme a me, una panoramica, e poi seguiamo mano a mano il corso degli eventi della giornata. Sartoria, naturalmente, un altro dei settori chiave della realtà lombarda. La creatività, beh, quella vale un po' per tutti. E qui siamo di nuovo dalle parti dei liuti, la liuteria lombarda, la forgiatura dei metalli. Buongiorno signora, Radio Libertà. Le metto subito a disposizione questo piccolo microfono. Allora, noi siamo dei fabbri. Scusi? Forgiatura vuol dire fabbri. Sì. Allora, noi siamo dei fabbri, siamo un'azienda artigiana, un'azienda che è stata fondata dai miei genitori e adesso è passata la mia gestione. E noi costruiamo tutti su misura, siamo dei fabbri e realizziamo prodotti occupandoci dell'intera filiera, dalla progettazione alla costruzione alla posa in opera. Fabbro è un mestiere antichissimo, bellissimo. Sì, dà molte soddisfazioni perché da una semplice barra di ferro
costruisci un prodotto finito. Chi costruisce segue tutti i passaggi, quindi è una grande soddisfazione perché si vede poi nel contesto dell'abitazione il prodotto che si è realizzato. Il prometto che i tamburi finiscono di ripassare da lei. In Lombardia, un momento straordinario dove gli artigiani, che è il cuore pulsante di questa città nata per lavorare. Quanti di voi sono di Milano? Aspetta, quando faccio questa domanda da imbruttito e irregolare. Milano è CAP 121, il resto è popolo, ok? Va bene. Quanti di voi sono del CAP 121? Una soltanto, gli altri devono lavorare fino alla fine dei loro giorni, perché 67 anni, se la politica ce l'allunga. Ma non parliamo di politica. Io ho letto il tuo link, ve l'ho presentato? No. Allora, Guido Guidesi, ti ringrazio, che è un esercizio logopedetico. Il tuo nome, ho guardato LinkedIn, tu hai cominciato come commesso, no, prima come magazziniere, poi commesso, poi ti sei rotto il cazzo di lavorare e sei entrato in politica, è giusto? Esatto, cioè, avevo due scelte, o fare lo speaker allo stadio o fare politica. Esatto. Grazie, ti ringrazio che hai lasciato il secondo lavoro. Scherzi a parte, quanto è importante incominciare insomma dal basso? Cioè, molti degli artigiani, anzi vi invito ad andare in ogni stand, sono 35 gli stand se non erro, 2 aree workshop che stanno già iniziando. Io spero che i ragazzi dell'Argilla abbiano avuto le informazioni e dalla quella parte invece possono lavorare con il cianotipo, non chiedermi cos'è, deve essere una stampa cosmica che viene utilizzata sui tavolini. Quanto è importante lavorare dal basso, cioè fare l'esperienza, quello che si diceva in bottega, in qualunque professione. È fondamentale, questa è la rappresentazione migliore dell'economia lombarda. Noi siamo la prima regione manifatturiera d'Europa, non lo siamo solo perché lavoriamo di più degli altri, che questo è vero, ma perché è il tentativo nostro in tutto quello che facciamo da Lombardia, è quello di migliorarci, di tentare di migliorarci rispetto al giorno prima. E questo è il segreto della Lombardia. Loro sono la rappresentazione migliore perché fanno antichi mestieri, vecchi mestieri, ma sono riusciti a continuare a farli, e per cui vuol dire con soddisfazione personale dal punto di vista della passione, del saper fare, ma anche dal punto di vista economico, innovandoli e rinnovandoli. Noi oggi cerchiamo di metterli a disposizione dei più giovani affinché ognuno di loro possa anche cogliere questa opportunità nella sfida che vuole giocarsi. L'anno scorso è stato un grandissimo successo, soprattutto di ragazzi. Naturalmente la giornata dura tutto il giorno. Teoricamente i ragazzi questa mattina, se non hanno balzato, sono a scuola, dovrebbero venire nel pomeriggio. E tu mi hai detto, sono rimasto impressionato perché molti ragazzi si sono accorti che una scarpa, uno strumento viene fatto con le mani. Sì, assolutamente sì. Noi ci siamo chiesti sostanzialmente, per continuare ad essere quello che siamo, noi abbiamo bisogno di nuovi imprenditori, e vuol dire nuovi artigiani, nuovi lavoratori autonomi, gente che si mette in gioco, che sfida se stessa, e per noi la Lombardia è la casa delle idee. Però dobbiamo mettere a disposizione loro la possibilità di conoscere che c'è anche questa possibilità, no? E per cui spetta a noi cercare di far conoscere ai più giovani che questa possibilità esiste, e noi speriamo che la colgano anche con l'aiuto di Regione Lombardia, che cerca di accompagnare. Cercare di accompagnarli, dagli del grano, va bene. Io no, con grande rispetto, no, formazione, poi scherziamo, mi sono permesso di chiedere a Guido, teniamo un profilo da weekend e da persone che amano il proprio lavoro. Credo che l'artigiano più di ogni altra professione è proprio unire talento e passione. Non ho capito niente di quello che ho detto, ma sfido chiunque a dire che non era figo. Però si può vedere. Può vedere. Guido, io ti ringrazio, grazie a te, grazie a tutto l'assessorato dello sviluppo economico. Siamo di nuovo qua, il milanese imbruttito alias Germano Lanzoni ci ha introdotto alla giornata, ma io sono tornato per attrazione magnetica dalla signora che si chiama Barbara, dalla signora Barbara, che ho il piacere di rivedere adesso. Grazie signora Barbara, perché io sono stato attratto in maniera magnetica da questa parola, forgiatura, che mi riporta alla preistoria, all'antichità, a un'arte che la Lombardia ha sviluppato dai tempi remoti sostanzialmente. Ecco, voi cosa fate? Come vi chiamate? Di dove siete? La mia azienda si chiama La Ferra dei Fratelli Ramaioli
e siamo un'azienda di carpenteria in ferro. Siamo un'azienda artigiana. Da dove venite? Da Cantù, in provincia di Como. Da Cantù. Però lavoriamo nei diversi territori di tutta Italia. Sì, le sistemo un attimo il microfonino qua. Faccio lei. No, è così, perfetto, così la sentiamo meglio. Ecco. Pur essendo un'azienda artigiana, comunque... E quando quindi nasce? Nasce negli anni 70 dai miei genitori con i miei zii, adesso abbiamo già effettuato il passaggio generazionale, lavoriamo io e i miei 2 cugini. Voi lavorate quali metalli? Noi lavoriamo il ferro e l'alluminio. Ed è un lavoro... inizialmente a chi si rivolgeva? Quando nasce l'azienda a chi si rivolge? Si rivolge ai privati per costruire dei prodotti che devono essere inseriti nelle abitazioni e noi lavoriamo sia per i privati che per le aziende. E all'interno della nostra azienda siamo artigiani, quindi c'è molta tradizione ma anche molta innovazione, perché attualmente sono inseriti all'interno della nostra azienda anche dei macchinari evoluti tecnologicamente. Quanti siete a lavorare? Siamo in 15. 15. Siamo in 15, siamo molto strutturati e seguiamo l'intera filiera, quindi dalla progettazione alla costruzione e anche alla posa in opera. I vostri clienti tipo quali sono? Sono di vario genere, sono tutte quelle persone che stanno ristrutturando casa, quindi vogliono cambiare una scala, o mettere una porta, un soppalco, delle pareti divisorie e vogliono un prodotto che sia duraturo nel tempo, che sia bello esteticamente e che sia realizzato con materiali di alta qualità. Quindi ricerca anche. Voi come fate a fare ricerca, innovazione, a stare al passo facciamo molta formazione, facciamo formazione sia dei nostri dipendenti, sia della parte della produzione, ma anche poi dell'ufficio dal punto di vista tecnico, proprio per cercare di utilizzare i materiali sempre più innovativi e soddisfare un po' l'esigenza appunto del mercato. Qual è stato, le chiedo l'ultima cosa, il cambiamento più forte che ha registrato nella sua attività, la cosa più innovativa che è successa? Come è cambiato insomma il vostro lavoro? Allora, una volta i lavori erano pur essendo su misura, erano più standardizzati. Oggi i lavori sono sempre più complessi. Più individualizzati sulla base delle richieste del cliente. Sì. E sono sempre più ricercati. Adesso si aprono, ad esempio, le porte con l'impronta digitale, piuttosto che cerniere invisibili. Cerchiamo sempre di proporre sempre prodotti nuovi. Adesso realizziamo anche porte antincendio vetrate che sono comunque antincendio ma sono anche molto belle esteticamente. Mi fa vedere una cosa e me la spiega al volo tra quelle che ha qui sul tavolo? Allora no, qui abbiamo pensato di realizzare un gioco per avvicinare i ragazzi alle nostre attività. Quindi abbiamo pensato di ipotizzare un tangram e da questo realizzare delle figure come possono essere le scale, oppure le case. Un altro tipologia di gioco è che siccome noi realizziamo le scale, allora abbiamo detto portiamo una scala componibile e poi diamo la possibilità di, con la clessidra, quindi con del tempo, di cercare di realizzare. Questo perché? Perché il nostro lavoro è creatività, è comunque saper lavorare con le mani. Questo aspetto qui c'è anche non è solo per divertimento, c'è anche nel vostro lavoro. Sì, certo, perché comunque i nostri dipendenti sono dei veri e propri artisti, perché dal nulla, da una semplice barra di terra... Si dice sempre che è difficile trovarli i dipendenti, è vero? Sì, purtroppo sì. Purtroppo abbiamo sempre maggiore difficoltà a recuperare manodopera, ma avvicinare anche i ragazzi alle nostre realtà. Questo perché? Perché non esiste un vero e proprio percorso formativo ad hoc, e quindi non ci conoscono, non veniamo presi in considerazione come un'opportunità di lavoro, quando dà grande soddisfazione, perché comunque si realizza qualcosa, cioè si ha molta libertà di poter mettere a disposizione la propria creatività e il proprio saper fare. L'ultimissima cosa, signora Barbara, approfitto di lei. Due cose che di solito sono critiche, fisco e burocrazia.
Come siamo messi qua in Lombardia? Purtroppo la burocrazia è un aspetto molto impattante per le nostre imprese. Bisogna dirglielo all'assessore Guidesi o è... Vabbè, no, già questo ha già fatto una grande iniziativa, sì. perché ci ha dato la possibilità, insomma, di farci conoscere. Io ho partecipato anche l'anno scorso e ho avuto modo comunque di farmi conoscere con diverse scolareste. E il fisco? Come siamo combinati? Tasse e fisco? Il Cosa serve? fisco... Cosa servirebbe secondo lei? Una sforbiciata? No, però le devo dire che con l'introduzione delle detrazioni fiscali danno la possibilità comunque di poter eseguire i lavori avendo comunque un ritorno, e quindi dare la possibilità anche alle nostre aziende, insomma, di poter lavorare. Allora, grazie a Barbara, Laffer, Fratelli Ramaioli, Cantù. Grazie. Sempre per Radio Libertà, in questo sabato dedicato all'artigianato in Lombardia. Allora, abbiamo prima parlato di forgiatura, adesso parliamo di un'altra cosa molto antica, molto risalente addietro anche nei secoli, la liuteria, e lo facciamo con Leonardo Fappani. Leonardo Fappani, appassionato, che non sta liutaio. a Cremona, Sì. che è la città per eccellenza del violino, della liuteria. Esattamente. Stradivari, Stradivari, Guarneri, Amati. Allora, com'è che va oggi il settore? Allora, intanto io do un'inquadratura del tavolo, perché innanzitutto tu puoi parlare e ci illustri. è un'arte che interessa tutti a 360 gradi. Io nell'esattezza sono un ingegnere civile, ma sono qui come appassionato, insomma. Liuteria Grisales, da decenni un caposaldo della liuteria a Cremona. Liuteria Grisales ha i suoi laboratori proprio nella città di Cremona. In fianco al Duomo, con lo stupendo Duomo di Cremona. E sì, qua abbiamo un violino fatto dal maestro Grisales ormai ultimato, uno che avrà ultimato a breve, e questo violoncello che nel pomeriggio andremo a verniciare. Quanti anni ha questa liuteria? Liuteria, a quando risale? Anni 80. Anni 80. Quindi è recente tutto sommato. Sì. Anni 80, questa nuova liuteria, ma diciamo anche qui funziona sempre il padre del padre, va già il suo piccolo laboratorio in cantina, è tutto un divenire, una dinamicità. Tu dicevi sei qui non tanto in veste di produttore. Sì. No, io sono caro amico del proprietario, sono appassionato, sono ingegnere civile che è qua in giro, adesso là. E cosa ha a che fare l'ingegnere civile con i violini? In realtà più di quanto sembri, perché parliamo di uno strumento dove la struttura è fondamentale, la struttura, le nervature e altro, quindi come strutturista diciamo ci vado a nozze, e poi perché diciamo va a compensare un attimo tutta il rigoroso, la matematicità della mia professione, la compenso con quest'arte, quindi è quindi ti sfruttano anche a te per produrre queste cose qua. No. Esatto. E chi sono i committenti, diciamo? Committenti principalmente adesso l'estero, l'Asia tantissimo, Cina, adesso nuovi mercati in Australia, America e qualcosa anche in Italia, però principalmente l'Oriente. A breve avremo una fiera la prossima settimana in Cina, quindi anche il conservatorio è pieno di studenti esatto, sono appassionatissimi, e oltre ad avere diciamo anche, comunque parliamo di strumenti di un certo valore, perché farli comporta un effort importante, quindi anche il loro valore, loro possono permettersi, sono appassionatissimi e quindi investono in questi nuovi mercati. Cercano Cremona per la liuteria o sì. Ci sono concorrenti nel mondo temibili? Allora c'è qualcosa in Francia, la scuola francese, però ora diciamo siamo ancora noi in vetta. Sì. Senti, io ti ringrazio intanto, ti auguro veramente buona giornata. Grazie. Passate dopo quando andremo a verniciare. Dopo vediamo di ripassarci se ci siamo ancora. Grazie. Grazie. E sempre all'interno di Piazza Città di Lombardia, questa mattina è dedicato la mattinata agli artigiani, al Made in Lombardia. Siamo in un banco, in un settore dedicato alla manifattura digitale. Sto parlando con Alberto di Fabula 3D. Alberto, buongiorno. Fabula 3D. Cosa vuol dire manifattura digitale? Perché qui abbiamo tanti artigiani che fanno la calza, fanno i liuti, fanno i violini, fanno gli abiti, fanno cose tutto sommato tradizionali.
storiche, diciamo. La manifattura digitale ci porta, diciamo, non solo nel presente, ma nel futuro, mi pare. Cosa significa fare manifattura digitale? Spiegami tu cosa vuol dire. Significa proprio concepire un modo di produrre totalmente diverso, quindi nel quale l'aspetto digitale è quello preponderante, quindi tutta la preparazione, diciamola così, le competenze sono riversate nel digitale, quindi il file 3D, che è l'aspetto fondamentale, quindi la progettazione viene fatta in 3D, quindi digitale, e poi è una stampante 3D che stamperà in base alla matematica che hai creato tu. Che cosa stamperà? Qualsiasi tipo di componente, oggetto. Diciamo che la stampa 3D va a compensare le lacune degli altri metodi produttivi, quindi non è alternativa, ma va a compensare dove ci sono delle mancanze dovute a tantissimi fattori. Le tirature sono un fattore rispetto a una produzione industriale. Noi siamo molto più vicini a un artigiano perché produciamo pochi pezzi, da un pezzo a 1000 pezzi, 5000 pezzi, non produciamo 1 milione di pezzi. Certo, quindi voi andate incontro alle necessità più spicciole, diciamo, no? Quelle più difficilmente soddisfacibili da parte della grande... Diciamo che andiamo a risolvere problemi e questo secondo me è un fattore fondamentale, perché se uno ha individuato un progetto per il quale fare tantissimi pezzi senza dover modificare niente, allora non siamo noi la loro soluzione. Ma se hai necessità di una cosa, usiamo il termine inglese che non mi piace troppo, però custom, quindi personalizzata, la stampa 3D è fondamentale. E quindi voi cosa fate in pratica? Per esempio, fammi qualche esempio. Noi lavoriamo principalmente con le aziende, quindi se le aziende hanno necessità di un componente che va su un macchinario, che però ha delle tirature basse, che va magari a compensare delle difficoltà, questi sono carter protettivi, quindi faccio l'esempio, la macchina era stata progettata ma c'è un punto nel quale si annida lo sporco, c'è la polvere, andiamo a creare un carter protettivo. Non so, l'operatore si accorge che utilizzando un determinato macchinario va a sbattere spesso in un punto, allora andiamo a creare sempre una parte protettiva in gomma, per capirci. Oppure si vanno a creare ti faccio l'esempio, noi ci occupiamo principalmente di costampaggio, quindi andiamo a inserire componenti all'interno degli oggetti. In questo caso il dado è inserito dentro al pezzo, non è costampato. In questo caso adesso è un porta oggetti qualsiasi, ma un magnete interno, quindi il magnete viene progettato perché venga inserito in fase di stampa ed è interno. Questi sono dei portachiavi semplicissimi, però cosa hanno di principio? Che all'interno andiamo a inserire un chip, quindi avvicinando il telefono rimanderà al sito o alla pagina internet che si è voluta identificare. Diciamo che mettiamo un po' insieme un po' tutte le tecnologie e soprattutto dell'aspetto dell'artigiano è il fatto che facciamo pezzi unici o tirature molto basse. Quindi, come l'artigiano. Se dovessimo sintetizzare la tipologia dei vostri clienti, qual è? È infinita, è varia, vastissima. Sì, perché anche in ambito espositivo artistico si possono fare tantissime cose. L'altro aspetto è che tanti artisti non fanno più il disegno a mano o fanno una scultura partendo dal pieno, ma creano la statua, l'oggetto, il soggetto in questo caso in 3D, quindi attraverso un software. Però la cosa che voglio chiarire è non fa tutto il software, cioè le competenze servono, cioè non si può creare una statua se non la si sa disegnare a mano. Questo vorrei che fosse chiaro. Se a Michelangelo molta... avessi messo in mano il software, rimaneva Michelangelo. Avrebbe fatto una bellissima statua in 3D, non l'avrebbe fatta a mano probabilmente. Questo non vuol dire che non si debba più fare a mano, questo è chiarissimo. Se a un somaro metti in mano il software, produrrà cose da somaro. Sì, probabilmente darà un'intelligenza artificiale di fargli un cubo e gli farà il cubo. Si può fare. Però insomma, l'artigianalità c'è tutta anche in questa dimensione. Sì, e è un artigiano del 2025. Quando è che è nata Fabula? 2015, quindi... Avete già 10 anni alle spalle. Sì. Quanto è cambiato in 10 anni il mondo della tecnologia? Completamente. Diciamo che all'inizio scalfire le certezze di come si è sempre prodotto in Italia è stato difficile, quindi anche convincere le aziende
che potessero fare una piccola parte, anche solo una piccola parte della loro produzione in stampa 3D ci è voluto un po'. Adesso diciamo che è stata sdoganata. Quindi diciamo un mercato in espansione. Sì, partendo quasi da zero, diciamo. Voi che quanti siete? noi siamo in 4. Però presumete di ampliarvi? Diciamo che sì, sicuramente ampliamo anche il parco macchine, perché adesso abbiamo 25 stampanti, quindi riusciamo a rispondere. Avete tanti concorrenti nel vostro settore? Qua in Lombardia? Che fanno stampa 3D non sono tanti, che fanno il costampaggio come noi quasi nessuno, però la nostra concorrenza sono anche le altre tecnologie, quindi è più una questione culturale che va spinta, più che proprio andare a individuare. Io non li vedo neanche come competitor, in realtà quelli che sarebbero definibili competitor noi li vediamo come possibili partner. E quindi voi entrate in tutti gli altri settori che ci sono qua? Sì, assolutamente, ma proprio in tutti i settori gli altri industriali. artigiani e anche in tutti i settori industriali. Sì. Siccome siamo sotto la volta di Palazzo Lombardia, quindi della politica in senso lato, alla politica tu cosa chiedi? Cosa chiederesti? Tasse, burocrazia, cos'altro? Cos'è che più che altro si può fare? Incentivare una spinta verso l'innovazione, e l'innovazione si fa solo se c'è un percorso culturale, quindi sinceramente qua in teoria però non siamo messi male, siamo a Milano, Politecnico, no? Roba è l'Italia che rispetto ad altri paesi è un po' indietro, diciamo. Nonostante siamo nella mitica città del Politecnico di Milano. Voi avete rapporti per esempio con le università, i settori innovazione e ricerca? Sì, però qua vai a toccare un tasto molto dolente, perché la formazione dei docenti su questo tipo di tematiche è molto molto indietro. Beh, questo l'hai detto chiarissimamente. Sei stato preziosissimo, ti ringrazio e in bocca al lupo per Fabula. Grazie. E sotto la volta del Palazzo di Lombardia, in piazza Città di Lombardia, un altro stand interessante. Intanto facciamo la conoscenza di... Buongiorno, sono Gaggi Pietro dalla Pietrolare Valmalenco SRL. Pietro della Gaggi di Valmalenco, siamo in Valtellina. Esattamente. Allora, la pietra ollare io me la ricordo fin da bambino perché era uno degli strumenti sui quali si cuocevano le carni, tra le altre cose. Allora, ci vuoi dire che cos'è la pietra ollare? Allora, la pietra ollare è un materiale... Prima abbiamo visto la forgiatura, abbiamo visto le cose più moderne, ma questa qui è una delle arti più antiche della Lombardia. Esattamente. Allora, la pietra ollare che abbiamo qua davanti è una pietra che abbiamo solamente... Guarda che magnifici oggetti che sono realizzati in pietra ollare. Io ero rimasto alla pietra per cuocere, ma qua c'è di tutto e di più. Allora, perché una volta i prodotti che venivano realizzati solamente con la pietra ollare erano le classiche. Ma facciamo un passo indietro, cos'è la pietra ollare? La pietra ollare è un materiale che c'è solamente a Chiesa in Valmalenco, che viene utilizzato per la cottura degli alimenti, che sono risotti, sughi, spezzatini, carne e molti altri tipi di prodotti. La cosa bella da pietra ollare è la capacità termica che ha. Assorbe lentamente calore e lo rilascia altrettanto lentamente, quindi cuoce tutti i cibi in modo omogeneo, lento in modo omogeneo. Cosa abbiamo voluto fare? Negli ultimi anni abbiamo voluto modernizzarci, quindi abbiamo voluto realizzare tanti altri prodotti, non solo per la cucina, ma bicchieri per le bevande, cubetti del ghiaccio che sostituiscono il ghiaccio per non inacquare gli amari. E questo per via della proprietà termica della pietra. Esattamente. Che funziona col caldo e col freddo. Esattamente. La cosa bella è che, come dicevamo, assorbe lentamente anche il freddo e rilascia altrettanto lentamente. I bicchieri e le tazzine, una volta riposte dentro nel freezer, nel congelatore, hanno la stessa capacità di un cubetto di rilasciare all'interno il freddo, quindi messa dentro la bevanda calda riesce a raffreddarla finché ha assorbito tutto il freddo, quindi viene utilizzata in moltissimi campi. Abbiamo creato anche altri nuovi prodotti, che sono questi nuovi sottopiatti unici che non hanno nessuno. Questi sono i nostri piatti, quelli sono sottopiatti materiale di scarto, perché quel materiale lì noi non riusciamo a lavorarlo perché è troppo duro, ma è sempre pietra ollare. Quindi cosa abbiamo voluto fare? Abbiamo voluto realizzare anche un prodotto per non fare dello scarto, quindi lo scarto abbiamo voluto renderli in nuovi sottopiatti. La pietra si cava proprio? Noi la estraiamo ancora ad oggi, è l'unica cava ancora attiva a Chiesa in Valmalenco. Quindi è un prodotto rarissimo ormai. Non estraiamo quantità esagerate, ma non riusciamo a lavorare sui 20-30 quintali all'anno, riusciamo a creare
tutti questi prodotti e molti altri prodotti ancora. Ma ci sono delle concessioni specifiche, visto che è un bene raro per estrarlo? Ma allora, chi è titolato a estrarlo? noi lo estraiamo noi. L'unica cosa bella e meno pericolosa è che la pietrolare viene estratta ancora con sistemi, diciamo, tradizionali, senza l'utilizzo di esplosivo, perché l'esplosivo frantumerebbe tutta la pietrolare. Invece noi utilizziamo il filo da taglio e i dischi diamantati, così che la pietrolare rimane compatta. Da quanto tempo esiste la Gaggi? Allora, la Gaggi esiste da 400 anni. Io sono l'ultima generazione, quindi vado per i 500 anni, se arrivo fino agli 80-90 anni di lavorazione. Quindi diciamo che sono già quasi 500 anni di generazioni che creano questi prodotti e vanno avanti, realizzano. Io vedo delle cose anche esteticamente bellissime, tra l'altro. C'è ricerca anche su questo, immagino, anche sul design. Esattamente, in questi ultimi anni soprattutto abbiamo delle collaborazioni con tantissimi designer di Milano e da altre parti che ci chiedono proprio di realizzare prodotti particolari. Quindi cosa abbiamo voluto fare? Non solo fare la cucina, ma anche questo è un tipico esempio di un bicchiere nuovo di design. Bellissimo. Fine alato, leggero, alla fine... Sai cos'è bello? È che tu hai in mano qualcosa che ti richiama all'antichità, alla preistoria, alla terra, alle origini, ma è bellissimo anche esteticamente. La cosa bella è che questo colore è sempre pietrollare. Allora, il colore naturale grezzo è così. Questa è sempre pietrollare, ma viene levigata solamente manualmente con la carta diamantata e carte vetrate per raggiungere questo risultato. Quindi la pietrollare può avere vari aspetti, vari tipi di colore in base alla levigatura. Questo è naturale e rimane molto più chiaro. Scuro perché è stato lavorato di più e poi abbiamo il passaggio con la carta diamantata che a toccarlo risulta come vetro, molto liscio. Senti, ma costeranno una fortuna questi oggetti? E diciamo che i prezzi sono abbastanza... Noi siamo ancora a buon mercato per quello che facciamo, perché noi la estraiamo. Dai, fammi capire, proprio... questo meraviglioso bicchiere che mi hai fatto vedere viene prima, sui tra l'altro 30 ha un euro. peso bellissimo. 30 euro. Ha una solidità molto fantastica in mano. Esattamente. 30 euro. 30 euro. Pensavo di più. Diciamo che siamo ancora a buon mercato. Questo set di pentole è meraviglioso. Questo set di pentole ci aggiriamo quasi sui 2000. Però viene estratto tutto da un unico blocco questo. Cioè riusciamo noi da un blocco grande, riusciamo a tirar fuori tutta una serie di pentole e a fare una serie completa. Questa qua per la cottura di 10 persone, questa per la cottura di 7-8 persone, questa per la cottura di 3-4 persone, queste qua più piccoline possono essere utilizzate come zuccheriere, altri contenitori da centro tavola, però proprio queste qua utilizzate proprio per la cucina. Tu, Pietro, che ti occupi di pietra, giustamente. Sì, esattamente. Tutta scontata. Com'è che hai imparato? Cosa fai? Allora, ho imparato quando avevo 14 anni. Sai, finita le scuole, cosa si fa? Si va su dal papà, si impara un po', si guarda un po' che mestieri fanno i genitori. Da lì mi ricordo ancora, c'è in giro una nostra foto, una mia foto di quando avevo 14 anni col primo Tony che stavo realizzando un lavecce. E quindi da lì, fino adesso che ho 30 anni, ho portato avanti questo lavoro, però in certi periodi ho dovuto anche cambiare un po' perché ho voluto sperimentare carrozzeria, ristorazione, fino a che poi alla fine ho deciso di mollare tutto e ritornare ancora a casa. A fare quindi tu sei capace proprio di lavorarla sta Sì, noi la lavoriamo proprio, ma io mi occupo in maniera ancora artigianale. Esattamente, ma noi proprio... Com'è che si lavora sta pietra? Proprio sinteticamente? Col tornio. Quei torni metalmeccanici, però privi di comando numerico, privi di comando idraulico, perché quando viene tornita a secco. E i clienti principali chi sono? In Italia, allora, all'estero? sono per lo più italiani, pochi stranieri, perché la cosa bella è che vogliono avere il tatto. Cioè la gente prima di comprare questo prodotto, toccandolo, cercano di capire di che materiale si tratta, perché guarda che meraviglia. Sembra, è come se fosse pietra, però tanti pensano che sia come fango, un composto tra colla e altri tipi di prodotti, proprio per il colore e la consistenza. Esattamente. Invece questa è proprio una pietra naturale, proprio la pietra là da Malenco. Lavorate anche con gli chef? Qualche chef lavoriamo, con qualche locale stellato a Milano lavoriamo, però noi non pubblicizziamo così tanto perché abbiamo una mole di lavoro e lasciamo fare a loro quella parte. Gli affari vanno bene? Noi gli diamo i prodotti e loro pensano a realizzarci. Gli affari vanno bene? Vanno molto bene. È un prodotto sempre che viene riconosciuto, quindi diciamo che... Allora, per chiudere, siccome siamo sotto il cielo del Palazzo della Regione, alla politica voi cosa chiedete? O avete da chiedere qualcosa? Tasse, burocrazia, cos'altro? Allora, servizi, innovazione? Su questo lato qua diciamo che prima di ritirare l'azienda sono stato abbastanza in difficoltà, perché diciamo che andare avanti adesso giovani, ritirare un'azienda tradizionale di famiglia
è sempre stata una cosa un po' azzardata, diciamo. Io, grazie a mio padre, sono riuscito ad andare avanti anche burocraticamente, però l'idea già ovviamente servirebbero degli incentivi, degli aiuti anche per la questione del lavoro e sicurezza, perché tanti giovani purtroppo si fanno male sul lavoro, ma noi per realizzare questi prodotti che sono molto apprezzati rischiamo anche di farci male, ma perché i macchinari che ci sono adesso non ci permettono di lavorare con la mano vicino al sasso, vicino al tornio. Avevamo già pensato, avevamo già guardato vecchi torni moderni, ma solo che il problema con i sensori e la tecnologia di adesso, per evitare di farsi male, non riusciamo più a creare questi prodotti. Quindi questo lavoro in un certo modo va avanti proprio in modo artigianale, quindi i torni devono essere artigianali. Non si può fare altrimenti. Non si può fare altrimenti per creare queste cose. Volendo si possono creare al computer, però creando al computer perdi di artigianalità, manualità, quindi se all'interno c'è una rottura, una crepa, noi fatta al computer con macchine tecnologiche la vendiamo al cliente rotta con una crepa che noi non vediamo, invece fatta manualmente noi vediamo, riconosciamo all'interno dove stanno le rotture e riusciamo magari a toglierla spostando il sasso, tornando da una parte, togliendo la rottura da una parte. Quindi facciamo tutto proprio in modo artigianale, controllando ogni singolo prodotto, perché ogni singolo prodotto partendo... Quindi, diciamo, alla politica tu chiederesti aiuti in questo senso? Chiediamo degli aiuti a venirci incontro magari anche con i macchinari, dei corsi, formazione, perché c'è anche tanta gente, tanti ragazzi che vogliono fare questo lavoro, ma purtroppo se la burocrazia, pagare un ragazzo ti costa più di quanto lo paghi, burocraticamente. Senti Pietro, l'ultima cosa, qual è il piatto che viene meglio con la pietra ollare? Costine di maiale, risotti, anche i risotti. Costine di maiale sono la punta di diamante. Risotti. Sai che il risotto mi hai messo una fantasia? Risotto, no? quello con la bresaola, il vino rosso, qualsiasi. Ma meglio l'induzione o il tradizionale? Si può utilizzare su qualsiasi fonte di calore, sul gas con lo spartifiamma, sull'induzione con l'adattatore, sulla stufa economica si appoggia sopra così tranquillamente. Allora grazie a Pietro Ollare, Valmalenco, Gaggi, Valtellini. Grazie a voi. Avete ascoltato Auto da Fè.